Facile dire popolo dei bagnanti, ci sono vacanzieri e vacanzieri, non solo quelli che affollano il litorale affidandosi agli alberghi delle località balneari, c'è anche un nutrito esercito degli appassionati del camping. Camper, roulotte, bungalow e una sfilza di esigenze da fare invidia al più titolato degli hotel. Un esercito che non sente il peso della crisi, lo confermano i dati delle ultime estati e della stagione appena iniziata. Non risente assolutamente della crisi, le presenze e le prenotazioni sono in linea con quelle degli anni scorsi e quindi diciamo che questo è sicuramente un elemento di grande ottimismo che crea occupazione e che crea un indotto notevolissimo su scala regionale. Ogni anno il Veneto accoglie 60 milioni di turisti, 17 di questi sono registrati nei camping. A Cavallino Tre Porte si è chiuso lo scorso weekend la prima fiera dedicata al settore e non è un caso che la località scelta sia questa. Con circa 6 milioni di presenze turistiche, Cavallina è infatti la punta di diamante nel Veneto, in Italia ed in Europa per questa particolarissima forma di turismo che appunto si svolge all'aria aperta, quindi campeggio, unità abitative mobili come le case mobili, le tende di lusso. Non è più il camping fai da te di fantoziana memoria quello che riserva brutte sorprese anziché relax. Le frontiere del settore parlano di lusso e comodità anche in un mondo tradizionalmente dedicato al contatto più vicino con la natura, quindi teoricamente meno comodo. Un mondo che produce guadagni, indotto e posti di lavoro che sono ossigeno per l'economia veneta e veneziana. Un mondo che ha bisogno, secondo gli esperti del settore, di un aiuto maggiore. Dovrebbe essere considerato con maggior cura e con maggior attenzione anche a livello nazionale. Serve quindi un coordinamento più intenso, più fitto e più stretto tra le varie regioni nella promozione all'estero.